Il progetto è nato con l'Università di Udine per poter costruire un pannello con diciamo, il prodotto nazionale legno che potesse avere delle caratteristiche innovative in quello che era l'ambito dell'edilizia, e questo è stato il primo sviluppo. Tuttora ADM si rivolge a quello che è il mercato dell'edilizia civile, in quello che è il territorio più o meno del Triveneto, e quindi dell'edilizia che ha delle dimensioni più contenute. Il futuro sicuramente è nell'edilizia che si sta sviluppando per i grandi edifici, in cui il pannello di grande formato ha un interesse maggiore. Il pannello è innovativo perché trasferisce quelle che erano le proprietà del pannello modulare a un formato più grande, in cui si può realizzare la parte più importante della costruzione in stabilimento, quindi si trasferisce il lavoro dal cantiere allo stabilimento. Porta a dei vantaggi economici e porta anche a dei vantaggi di tipo ecologico, ci sono meno lavorazioni in un ambiente più problematico. Il futuro di questo pannello è uno sviluppo esponenziale, difatti sta invadendo un po' l'edilizia in tutto il mondo. Il nostro progetto si lega invece a quello che è un uso territoriale mediterraneo di questa cosa, quindi ha delle definizioni che sono particolari per questo clima. Noi rappresentiamo praticamente l'integrazione di una filiera del territorio, quindi c'è un discorso che comincia da quello che può essere l'utilizzazione boschiva e che si trasferisce fino a quello che è il prodotto finito. Quindi questo vuol dire una grande ricaduta dal punto di vista economico su quello che è proprio il territorio, dal momento che la gran parte del lavoro si svolge proprio all'interno dello stabilimento, all'interno del territorio. Per poter fare dei progetti innovativi sono assolutamente determinanti le contribuzioni che arrivano dall'Europa, altrimenti sarebbe impossibile riuscire a investire in quello che può essere uno sviluppo futuro.